Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Martedì 10 maggio ed è tempo di novità, quindi insieme alle stelle di Radio.0. Ben ritrovati e benvenuti nel nostro oroscopo. Ariete, non manifestate platealmente le vostre critiche, soprattutto se volete farle a un amico. Semmai prendete in disparte a quattro occhi il diretto interessato piuttosto. Grazie a Venere nel vostro segno, oggi niente potrà incriminare la magia amorosa che vivete al momento con il partner. Toro, vista la bellicosità di Saturno in Acquario, oggi evitate accuratamente chi vi infastidisce con continue lamentele, vi sottrae pure anche energie preziose, ricordate. Vi sentirete attratti e intrigati in questo martedì da attività e persone diverse da quelle che frequentate abitualmente. Sperimentate. Gemelli, per colpa della luna quadrata a Mercurio avrete i riflessi mentali un po' appannati, l'apprendimento quindi sarà più faticoso del solito. Se dovete dare un esame, concentratevi al massimo. Controllate poi l'impulsività importante e saprete allentare i ritmi faticosi a cui siete soggetti. Usate la massima prudenza oggi. Cancro, se sul lavoro c'è chi ha un'idea migliore della vostra, sì, può succedere, sappiate riconoscere e accettare tutto ciò di buon grado, evitando rivalità e ambiguità quindi. Marte e Trigono dai pesci in questo martedì, possibilità quindi di viaggi e soggiorni entusiasmanti e pure di incontri interessanti. Leone, con Saturno contrario forse dovrete rinviare la realizzazione di un'iniziativa, di un progetto, ma troverete altri modi per sentirvi compiaciuti e comunque contenti. La situazione economica è un po' traballante, attenzione, fatevi aiutare a custodire il vostro gruzzoletto in banca. Vergine, a causa della luna quadrata a Mercurio e anche a causa di Nettuno opposto, vi potreste entusiasmare per un'idea azzardata di un amico, forse un po' troppo. Occhio quindi a non finire nei guai. Evitando un atteggiamento ambiguo potrete risolvere al meglio un problema che vi sta molto a cuore. Bilancia, con Saturno complice saprete selezionare gli impegni professionali, concentrarvi su quelli prioritari con grinta ed efficacia e poi avanzare con convinzione. Meglio operare dei chiarimenti dall'altra parte nella cerchia di amici prima di ritrovarvi in situazioni, poco piacevoli. Scorpione, non attendete sempre l'approvazione degli altri per agire, siate più autonomi nelle vostre decisioni, anche se Urano nemico oggi vi metterà un po' i bastoni tra le ruote. Saturno anche prova ad ostacolarvi, forse vi farà sentire un po' ansiosi e bisognosi di sostegno e fiducia. Vi sentite così? Sagittario, a darvi del filo da torcere sarà oggi la luna nella Vergine. Faticherete a controllare l'umore e quella vena polemica che a tratti vi farà partire per la tangente. Venere invece vi è alleata, affronterete così certe note dolenti con la dolce metà e realizzerete le vostre intime aspirazioni. Capricorno, la luna in Vergine e Mercurio in Gemelli non vi creano grandi problemi, diciamolo, ma nemmeno vi favoriscono apertamente, dovrete così cavarvela in autonomia. Con Venere mal disposta, inoltre, se in amore non sapete come risolvere una questione, mi raccomando, non siate precipitosi. Acquario, passiamo a voi. Con Saturno in congiunzione, quando qualcosa vi sembra strana come oggi, vi conviene prendere tempo, guardarvi intorno, non presentare nuovi progetti e navigare così a vista. Ce la metterete proprio tutta per far girare la testa a quella persona che ha saputo catturarvi il cuore. Continuate su questa strada. E chiudiamo come di consueto con i pesci. Marte nel vostro cielo è sorretto dal vento di trasformazione di Urano in Toro. Una circostanza inattesa vi indurrà quindi a una scelta ormai non più prorogabile. Un amico felicemente vi inviterà a partecipare a un'iniziativa di volontariato. Accetterete la proposta con grande gioia. E si chiude qui anche per oggi, quindi l'appuntamento con le nostre stelle e tutte le novità. Noi ci risentiamo domani ancora per una giornata insieme. A tutti un buon martedì e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0